Signori, bentornati in un nuovo episodio di Stalker, dove nell'ultimo episodio abbiamo fatto il devasto, una guerra, abbiamo ucciso roba, abbiamo trovato un bazooka che ancora dobbiamo usare. Fatto sta che ci troviamo finalmente all'interno di un laboratorio sotterraneo. Sappiamo che su Stalker, diciamo, dopo l'esplosione del reattore di Chernobyl, si sono create queste anomalie. Molte persone cercano di trarci profitti da questi manufatti, che sono gli stessi che troviamo in giro e che possiamo equipaggiare come perche. Però ovviamente il nostro obiettivo è sapere sempre di più su quello che ci circonda, ma soprattutto scoprire chi cazzo è Strelok e di ucciderlo, dato che il nostro obiettivo è l'unica cosa che il nostro personaggio ricorda è di uccidere questo Strelok. Qua c'è un ascensore che non funziona, quindi dobbiamo andare. Oddio! Ma vaffanculo, sono cagato. No, raga, c'è qualcosa qua sotto. Oh! Porco di... Ma vai a cagare. Raga, ma che cazzo stai dicendo? Mi sono cagato. Ma veramente, ma te lo aspetti su un FPS, così spara tutto. Non mi aspettavo un po' del paranormale. Cioè, nel senso, va bene le radiazioni, le mutazioni. Però... ma che cazzo è stato? Scopri il codice per l'apertura. Ci vuole un codice. Madonna mia. Lo scopriremo. Ecco, ho trovato un'altra di sta minchiata qua. Ti dà... questo potrebbe essere utile. Sì, ma già siamo full di ste robe. Quindi, vabbè, per adesso la teniamo. No, di nuovo. Lo so che mi attaccate, scatoloni di merda. Non ho mai avuto tanta paura di uno scatolo. Ma qua c'è un'anomalia proprio nel mezzo. Ma che cosa c'è qua sotto, raga? C'è qualcosa? C'è qualcosa, raga, c'è qualcosa qua sotto. Ho quasi finito i colpi di questa pistola. No, le radiazioni, mannaggia. Aspetta che ce le ho un pochino alte. Ho trovato quest'altra cosa che ti dà più 5 di radiazioni, ma... ah no, quella di merda proprio dall'inizio. Vado di anzi. Cos'è? C'è del fuoco, c'è del... Ma sono queste le anomalie? Utilizzare tipo gli elementi. Abbiamo visto che c'è l'elettricità, il vento e adesso il fuoco. Ecco perché la nostra tuta può avere resistenza a lacerazioni, ustioni, folgorazione. Vabbè, devo solo evitarlo. Tipo ora, veloce! Ma non c'è niente qui, c'è solo un morto che aveva una benda e una granata. Vai, veloce. Ok, dobbiamo passare da qui. Si spera di non morirci. Oddio, ce l'abbiamo fatta? Io vivo di ansie continue, raga. Vivo di ansie continue. Ogni cosa in questo gioco ti uccide. Qua ci sono tipo degli armadietti, raga. È pieno di armadietti. C'è una bevanda. Io prendo roba, granate. Chi mette una granata nell'armadietto? Vado di... Cos'è? No, io ho paura. Aspetta, voglio riandare dove ero prima. Non è normale tutto ciò. Superiamo questa anomalia. Oddio, raga, sono tutte anomalie di fuoco. Ecco perché prima sono esploso. Oddio! Che cazzo sei? No, vai via, lurido bestia immonda. Ho un bazooka, non ho paura di usarlo. Però mi sa che in questo caso... ma cos'è? Che arma ho? Ma il lanciagranate sotto canna sta K. Oddio, ma che armi ho preso? Ma questa vi giuro che l'ho presa senza accorgere. Ma non è che era nell'armadietto che io spammavo tasti a caso? Oddio! No, vai via! Veloce! Ok. Raga. Perfetto. Sono contento che ti sia stato dato l'accesso di... ho trovato il codice. Saprai ciò di cui si occupa davvero il nostro laboratorio. Ok. Il tuo codice d'accesso è 1243. 1243. Che cazzo facevano in questo laboratorio? Oddio, no! Vai via! Aia, vai via! Dov'è? Non lo vedo! E niente, ti uccide tutto, immortale del cazzo. Guarda, mali estremi di media. Non funziona. Usate il bazooka sempre da una moderata distanza. Ci riprovo. È morto, questa volta è morto. Non si sa perché prima no. Posso luttarlo? Per vedere cosa ha? Non ha niente. Abbiamo il codice, veloce. Che cazzo c'è? Sono di nuovo negli armadietti. Veloce. Ok. Oddio, no, non è possibile. Non vedo niente, non vedo un cazzo. Sta torcia fa cagare.
Ma sti scatoli rimangono solo sospesi, questi qui. Questi non mi colpiscono, quindi. Bene. È meglio così, hai capito? Bravo, passati. Ma sono loro, mi sa, che alzano gli scatoli, raga. Comunque, 1, 2, 3, 4 era? No, 1, 2, 4, 2. No, 1, 3, 4, 2? Minchia, mi sono dimenticato. 1, 3, 4, 2? Era giusto? No. Era 1, 2, 3, 4. Che cosa? Oddio! Ma vaffanculo. 1, 2, 3, 4. No, era 1, 2, 4, 3. Ecco, mica mi dimentico le cose. Qua praticamente si era buggato il cadavere di quello stronzo davanti alla porta e la porta non si apriva. Io non capivo questa cosa, quindi pensavo di aver sbagliato il codice. Ho controllato e comunque era giusto. 2 ore di girare come un minchione, poi alla fine scopro che il motivo era quello. Ah, guarda, c'è pure l'enciclopedia, raga. Il cinghiale, il corvo, il mostro carnivoro, presumo, e il cane cieco. Queste sono le fazioni. Abbiamo l'esercito, i banditi, fazione duty, stalker zombie. Come stalker zombie e stalker militari. Tutto questo però hanno comunque in comune il cappuccio. Fonte radioattiva. Ah, questo è il mulinello, l'abbiamo visto. Abbiamo il trampolino, l'elettro, il gorgo, il frullato. Sono tutte anomalie, quindi, queste cose. Storia della zona. Oh, abbiamo trovato una tuta del... ma è più forte? Vabbè. Sì che è più forte. Guarda, pezzo di tuta. Sempre con il cappuccio, raga. Sì, ma abbiamo messo il codice. Qui non si apre niente. E io non so dove andare. Ma è tipo bloccata dal cadavere. Non me lo dire. C'è modo di far andare via il cadavere? Ma stiamo scherzando. Sono 2 ore qui, raga. Non si apre la porta perché c'era il cadavere. Ma vai a cagare, dai. Andiamo. L'importante è che si sia... E di nuovo i suoni. L'importante è che si sia sistemato, dai. No, no, di nuovo che ci sono quelle bestie. Quelle bestie. Aia. Dio mio, raga. Ma che bello, raga. Non vedo l'ora di finire questo stalker e fare il prossimo, raga. Vi giuro, minchia, lo sto amando sto gioco. Proprio figo. Ste anomalie. Scopri il codice per l'apertura della porta. Ah, quindi qua ci vuole un altro codice. Non penso sia 1, 2, 4, 3. No, ce ne vuole un altro. C'è un rumore pazzesco. Aiuto, che qua c'è un'altra anomalia elettrica. Oh, sta venendo verso di me. No, no. Sei troppo stanco. Dobbiamo scoprire il codice. Se lì c'è l'anomalia, lì c'è la porta. Andiamo di qui allora, a sinistra. Sento dei passi di merda. Vai di AK. Di nuovo l'anomalia. Mi insegue, aiuto. No, quante cazzo ce ne sono? Ma ce l'hanno con me sti anomalie? Evita, 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 evita. Guardalo lì con quanto stile. No, no. Ok, ok. Fanno un percorso, non mi seguono. Non mi seguono. Madonna. Aia, no, 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 no. No, sono stanco, è finita. Ok, adesso provo ad andare di qui. Qui non c'è niente. Siamo sovrappeso, raga, madonna. Butto la tuta. Proseguiamo, raga, proseguiamo. C'è l'anomalia, c'è l'anomalia. Via, via, via. Come sei stanco? Non ti puoi stancare adesso, personaggio ignorante. Penso la direzione sia quasi giusta. Aia. Dio mio, non è che abbiamo trovato il codice, ragazzi. Oddio, ma io non l'apro manco per il cazzo sta porta. Fatemi vedere un attimo. No, ma questa è la sfonda, eh. Calma, con calma. No, io ho solo questo codice, raga. 1, 2, 4, 3. Non è che mi ispiri tanto aprire quella porta, comunque. Non riesco a trovare l'altro codice, madonna. Sarà da qualche parte qua. Vai a capire dove. Oh, forse di qui. Cos'è che cammina? Oddio! Porca puttana! Mi sono cagato! Prendi il bazooka! Prendi il bazooka! È morto? Che cazzo sei? È un super sgorbio mutato. Penso sia lo stesso che dava pugni l'altra porta. Ma penso sia qui il codice. Ma meno male che avevamo il bazooka, raga. Non abbiamo più missili però. Però quello non lo butterò mai, raga. Non lo butterò mai il bazooka. Non posso. Salviamo, raga, che qua ce la siamo giocata super bene. Mamma mia, raga. Potevamo giocarcela pure sfruttando, vedi, gli esplosivi della mappa. E il codice me lo indica qui. Ah, eccolo.
Perfetto. Caro collega, lascia che ti ricordi che le tue mansioni ai serbatoi del laboratorio centrale cominceranno domani. Devi ispezionarli ogni 2 ore. Farai rapporto direttamente a me. Il codice per il laboratorio centrale è 9524. Perfetto, 9524, raga. Abbiamo il codice, possiamo ritornare alla porta principale. Siamo troppo stanchi. Io odio questo gioco ogni tanto. Ok, 95... Minchia, ho dimenticato il nome. Il codice. 9524 può essere, vediamo. 9524. Dai, c'era qualcosa che sbatteva qua dentro, Aia, non ho più missili, Sai che possiamo giocarcela benissimamente di granate eventualmente, però. Ma tutte queste casse che sembrano contenere roba interessante non si possono aprire, purtroppo. Andiamo di qui, in questi posti super allegri. Cos'è? Mamma mia, guardate in questi laboratori, raga, pazzesco. Guarda. Ma creavano i mutanti o comunque li studiavano? Che cazzo è? Oddio! È l'anomalia, ecco. No! Calma, sono safe. Ok, ho preso i documenti. Aia! Beh, sono sempre troppo pesante, porco. No, raga. Dobbiamo trovare una soluzione qui, Dobbiamo trovare una soluzione per il peso, perché non è possibile. Ci muoio. Sei troppo stanco. Peso, raga, 1 chilo in più di quello che potrei trasportare. Il personaggio è morto praticamente. È morto. Questa K qui utilizza i 5,45. 5,45 sono questi qui. Questi sono i colpi della K. Che perché non si uniscono non lo so. Ah, questi sono munizioni con effetto perforante, mentre questi qui sono standard. Allora io butto quelli standard, mi tengo quelli con i colpi perforanti. E adesso per peso ce la facciamo. Che culo, salviamo. Io dovrei andare, per come ho capito, di qui. Tutto, guarda che risorse che c'è qua. Allora, raga, o ce le fa... No, qua c'è un boss, raga. Qua c'è un boss, ve lo dico. Siamo di nuovo pesanti. La porta da dove sono venuto l'hanno chiusa dall'altro lato, quindi deve esserci per forza un'altra soluzione. Qualcuno tiene chiusa la porta, raga. Ma che cazzo è? Cosa devo fare? Tiro una granata. Ieri abbiamo sottoposto i soggetti del test a una nuova modulazione di emissioni psioniche. Tuttavia pare che il loro cervello sia semplicemente finito arrostito. Non oso pensare a quali effetti potrebbero avere sugli esseri umani queste emissioni. Abbiamo testato tutti i tipi di emissioni e i risultati corrispondono a quelli di altri laboratori. Ora l'esperimento può considerarsi terminato. Presumibilmente nel giro di una settimana saremo pronti a condurre l'esperimento su creature di dimensioni maggiori. Capito cosa stavano facendo? Facevano esperimenti sugli animali. Raga, bello tutto, abbiamo capito un paio di cose. Io sono qui da 2 ore, vi giuro, raga, che non so come uscire da qui. Non si può uscire, non lo so, non ne ho idea. È tutto bloccato. Cioè, porte, questa qui non si apre. Qua è chiuso, non posso interagire con niente. L'unica porta che sarebbe da dove siamo arrivati è bloccata dalle fiamme. Se mi ci avvicino c'è messo che qualcuno la tiene dall'altra parte. In qualche modo, a caso, completamente a caso, dopo 2 ore che giravo, mi metto a spammare granate e in qualche modo apro la porta. Adesso non so se ho aperto la porta oppure ho distrutto l'anomalia, non ho capito veramente un cazzo, però fatto sta, sono riuscito a uscire. Eccole. Io tiro granate a loro. L'ho fatto forse. Ma tu guarda, Madonna, quante ho. Ti giuro, dai, guarda, stiamo a perdere, raga. Ma sta crollando tutto, raga, che sta succedendo? Tutti i ratti di Warzone, raga. Grazie. Strelo. È Strelok. Niente, ancora un uomo misterioso questo Strelok. Abbiamo vissuto questi ricordi comunque. Quindi le anomalie sì. Controllate il piano terra. Squadra 3 nella sala principale. Squadre 4 Merda, e 5 al primo piano. ci hanno sgamato. Fammi fare un salvataggio, raga, che sono da qui. Sono qui da 20 ore tipo. Vi giuro, raga, registro da 45 minuti e penso che tutta questa parte a voi ve la farò in 10 ore. C'è bote? Cosa ha detto? Vabbè, immortali, signori.
morto. È morto? Ma io ritiro le granate, raga, così tolgo pure peso. È morto? No. E morici. Minchia, raga, resistentissimi questi. Allora, intanto hanno le granate dietro. E poi utilizzano un'altra arma, che sarebbe questa qui, che magari mi metto. E secondo me è più forte. Quanto danno ha? No, hanno più o meno lo stesso danno, raga. Posso smontare il lanciagranate? Perfetto, il lanciagranate lo attacco. No! Dio mio, ogni volta che mi distrago 2 secondi. Questa l'hai... No, mettila qui. Dammi il lanciagranate. Non si può mettere il lanciagranate su questo. Andiamocene via da qui. Questo personaggio ha la capacità di stancare sopra le anomalie. Ti saliva, ti prego, vai via. Dov'è il barista? Vabbè, minchia, ma di che cazzo sei fatto? Dio mio. Dammi quest'arma che la utilizzano loro. Vai via. Ah, raga. Base, parla 034, siamo sul bersaglio. Roger, azione. 032, cala gli uomini sul tetto. Mi ricevi? No, io me ne voglio andare. 032, Roger. Sul tetto. Torna dal La trafficante. base dei banditi è stata attaccata dai militari. Ok. L'entrata della discarica è bloccata, ma a sud c'è una vecchia strada. Puoi usarla, ma dovrai stare attento. Tanto, ormai mi incula tutto. Grazie comunque. Ok, di qui, raga, di qui. Cerchiamo di evitare. No, evitiamo. Aia. No! Mi attaccano le palle che saltano. Rispetto alla K, precisione. Sì, è più precisa. Che cazzo è? Oddio! Un cinghiale. Devo andare di lì. Mamma mia, sono sempre stanco. Beviti bevande energetiche. Oh, guarda lì quanto siamo energici adesso. Minchia, 3 metri. Comunque siamo riusciti a skippare più o meno tutti i combattimenti. Traumatico. Dobbiamo sistemarci, raga. Dobbiamo prendere un'arma, prendere le munizioni di quell'arma e giocarcela così. Sempre liberi di peso, liberi da tutto. Dobbiamo fare 700 metri, raga. Guarda, sono pieno di colpi e ho 3 armi. Cioè, voglio dire. Andiamo di nuovo da Kakashi, colui che mangia il pollo all'inizio del gioco. Lì penso ci siano banditi accampati. Mamma mia, raga, traumatico. Sto gioco è proprio difficile. E io ho messo difficoltà veterano, mi pare. Quello sopra Stalker è normale. Io ho messo una difficoltà in più. Ma immaginate farlo al massimo. Ma dai, è ingiocabile. Sarà ingiocabile, raga, con la difficoltà al massimo. Poi, raga, questa è la nostra velocità massima, perché siamo super pesanti. Comunque, ragazzi, i giochi di radiazioni così, come vedete, insomma, io sono amante di questo genere. Mi piace l'ambientazione post-apocalittica. Mi piace quando si parla di radiazioni, di mutanti, che ci sono dei predoni, delle fazioni. A me ste robe qui mi piacciono in tutti i giochi, come Fallout, che è il mio preferito, diciamo, nel genere. Però questo Stalker, per esempio, mi sta prendendo un sacco. E mi dispiace non averlo giocato nel 2007. Andate via, porci di merda, nel suo anno. Perché tra l'altro è un gioco che per quell'epoca è stato, diciamo, un punto di riferimento come meccaniche, come tante robe. È stato un pioniere del suo genere questo gioco. Ah, questo è quello che abbiamo salvato, che le abbiamo venduto le code. Mi ricordo. È ancora qua. Ah, guarda qui. Il buon uomo, questo l'abbiamo salvato un sacco di volte. Tieni questa cosa, dammi i contanti. Gli ho svaligiato tutti i soldi, raga. Non possiamo vendere se superiamo il limite di soldi che ha lui. Adesso i mercanti ufficiali hanno per esempio uno slot di soldi illimitato, quindi possiamo vendere tutto. Mentre da gente che incontriamo così a caso, loro hanno una certa quantità di denaro, no? E quindi tu non puoi vendere una cosa dove lui ti deve $5.000 se ne ha solo 4.000, ecco. Invece su Fallout questa cosa si può fare, tipo tu ci rimetti, però comunque puoi vendere. Qui c'è un nascondiglio, adesso che so che ste robe sono nascondigli, mi sa che è questo cadavere comunque. Ah, ecco. Tutti i kit medici, dai, ci fanno comodo. Almeno adesso so che questi indicatori viola sono nascondigli. Madonna. Tengo d'occhio, raga, io vi schippo, ci vediamo direttamente da Kakashi. Io mi auguro che non tutti mi attaccano, perché se no nel bar c'è una strage. Ah, questi no. Vabbè, non l'ho capito, raga. Quelli erano i duty, questa è un'altra fazione comunque, però. Ok, qua devono essere tutti neutrali per forza. Basta, mamma mia, quanto l'odio quello. Ok, raga, diamogli i documenti. Allora, Marchiato,
Hai recuperato i documenti da X18? Sì. Bene, la situazione 10K. si sta facendo meno ingarbugliata. Come mi aspettavo, questo bruciacervella è stato creato dall'uomo. Si tratta di un emettitore sperimentale inventato da Kaimanov e i suoi componenti sono stati creati per la precisione all'interno di X18. Ok. Questi documenti si riferiscono al laboratorio X16, dove l'avevamo letto. A quanto pare X16 si troverebbe nell'area del complesso di produzione. Quindi dobbiamo andare anche lì. Non è semplice. Dovrai raggiungere gli scienziati e scoprire dove si trova X16 per poter recuperare... Vai, ci stiamo. Allora, hai niente per me? Vabbè, questo è quello che abbiamo. Uccidi il soldato, elimina i banditi alla discarica, procurati l'occhio del nostro carmino, trova il... vabbè, facciamo eliminare i banditi alla discarica. Procurati l'occhio. Ah, le possiamo ok, le possiamo accettare tutte. Compravendita. Signori, adesso datemi un secondo. Ok, ragazzi, siamo fatti $6.000. Cos'è questa qui? Tuta. Vabbè, 36k. Che cazzo di tuta è? Allora, fatemi vedere un attimo come siamo messi, raga. Quindi abbiamo le granate, questa pistola che non ha tanti colpi ma ce li abbiamo, e quest'arma qui che oltre ad essere OP utilizza il calibro della K, quindi un calibro che troviamo. La coda di cane non potevo venderla a loro. Allora, adesso a giudicare dalle missioni, raga, abbiamo un sacco di missioni, ma veramente tantissime. Non saprei, dobbiamo intanto indagare su un altro laboratorio. Uccidi Strelok, trova Strelok, questa è un'altra missione della storia. Scopri cos'è successo al fantasma, potremmo seguire questa. Allora, elimina i dati dalla discarica. Qua devo tornare tipo a consegnare questa missione. E io vorrei farlo onestamente, raga, di consegnare queste missioni, perché almeno ce le togliamo. Madonna, questi mi attaccano, idioti, a caso. No, l'arma si è inceppata. Loro dovrebbero usare tra l'altro la stessa arma, raga, con un po' di culo. No. Ok, l'ho consegnata la missione, raga. Poi abbiamo altre missioni qui, dove era sempre lui con cui dovevo parlare. È 2 ore che giro. Allora, signori, io per questo episodio vi saluto qui. Nel prossimo episodio andrò meglio, raga. In questi 2 episodi, il quarto e il quinto, raga, ho fatto un bel po' di confusione. Mi sono bloccato 1000 volte perché devo capirci ancora di più su sto gioco. Per il momento, ragazzoli, io vi saluto. Mi raccomando di supportare la serie con un bellissimo mi piace. Mi piace che vi stia piacendo. E niente, alla prossima. Ciao, belli miei.